Mezzogiorno in punto, buona giornata, ben ritrovati in questa edizione di sabato 30 luglio del nostro Focus TG. Fino alle 13, qui su Rete Veneta, uno sguardo, un panorama a quello che succede nel nostro territorio. Partiremo da un'ampia pagina di cronaca, ma avremo anche gli aggiornamenti sull'economia, sulla siccità, sulla sanità. Ci sono notizie interessanti che appunto arrivano dal nostro territorio. Partiamo però appunto dalla cronaca, un weekend come si suol dire da bollino rosso per quanto riguarda il traffico. Siamo ormai alle soglie del mese di agosto. Purtroppo dobbiamo registrare nelle prime ore di oggi un incidente mortale sul passante di Mestre. È morta sul colpo una cinquantenne, ci sono stati forti rallentamenti in direzione Trieste anche proprio per la presenza del forte traffico per l'esodo estivo. Vediamo. Incidente mortale intorno alle 6:30 del mattino sul passante di Mestre in direzione Trieste tra i caselli di Martellago, Scorzè e Preganziol. È morta una cinquantenne di origini romene che a causa della violenza dell'urto è deceduta all'istante. La vettura su cui la donna era a bordo ha tamponato violentemente un mezzo pesante fermo in piazzola di sosta. Il compagno cinquantenne alla guida è rimasto gravemente ferito. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale di Venezia, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai vigili del fuoco, il soccorso stradale e il personale di concessioni autostradali venete. Pesanti le ripercussioni sul traffico con 8 chilometri di coda anche a causa degli spostamenti vacanzieri. Circostanze che hanno reso necessario deviare il traffico in A57 tangenziale di Mestre all'altezza del bivio A4 A57 ad Olo in direzione Venezia. Inevitabili pertanto anche gli incolonnamenti alla barriera di Mestre, segnalati fin dal casello di Milano Dolo in direzione Venezia. Ecco, proprio CAV, Concessioni Autostradali Venete, ci ha informato che intorno alle 9:40 poi il passante di Mestre in direzione Trieste è stato riaperto, ma permane ancora la difficoltà legata a questo incidente mortale purtroppo, ma anche già risolto tecnicamente, ma la presenza di un forte traffico proprio per le vacanze condiziona la situazione. E anche sull'autostrada del Brennero il traffico risulta molto intenso. Questo perché in Baviera, quindi nella Länder più meridionale della Germania, sono iniziate le vacanze scolastiche estive, quindi c'è tantissimo traffico che dalla Germania attraverso l'Austria poi arriva dalle nostre parti. Restiamo alla cronaca e torniamo sul dramma della piccola Maria, la bimba morta annegata a Revinelago nell'Alto Trevigiano mercoledì pomeriggio. La procura continua con gli accertamenti, si muove anche il consolato ucraino. L'obiettivo è permettere al padre della piccola, che sta proprio combattendo in Ucraina contro la Russia, di raggiungere la moglie. È un dramma nel dramma, dice il console onorario per il Nord-Est Marco Toson. È una disgrazia che è avvenuta e noi stiamo cercando di aiutare in tutte le maniere la famiglia, per anche il papà che dovrebbe arrivare nel territorio italiano a breve, per cercare di vedere la famiglia, vedere la mamma che è disperata. Quindi in tutte le maniere stiamo cercando nella disperazione aiutare questa famiglia. C'è la disperazione di una mamma e di una nonna chiuse nel loro dolore al collegio San Giuseppe di Vittorio Veneto, e c'è l'angoscia di un padre rimasto in Ucraina a combattere nella zona orientale, quella più bersagliata dai russi. Il consolato onorario ucraino per le Tre Venezie si è attivato immediatamente dopo la tragedia costata la vita alla piccola Maria Markovetska, la bimba di 7 anni annegata mercoledì pomeriggio a Revinelago, dove si trovava in gita con il Grest. Portare in Italia il padre di Maria non sarà un'impresa facile. È impegnato al fronte e nella difficoltà della situazione stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere il suo arrivo e la sua uscita dal territorio ucraino, anche perché i maschi e gli adulti sono limitati nei loro movimenti e nel loro poter uscire dal territorio ucraino. Intanto i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto stanno procedendo con tutti gli approfondimenti del caso, coordinati dalla Procura della Repubblica, che al momento ipotizza i reati di omicidio colposo e omessa vigilanza. Nessun nome sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati. Gli inquirenti si stanno muovendo con la massima riservatezza e cautela. Bisogna ricostruire gli ultimi minuti di vita della bambina. Il dramma personale di una famiglia
famiglia e il dramma di un intero popolo. Il console ricorda l'opera della fondazione Hope Ukraine. Noi abbiamo attivato una fondazione che è stata creata per l'emergenza ucraina, che si chiama Hope Ucraina, per cercare di creare una raccolta e un supporto a livello della famiglia per dare un po' di speranza, un po' di aiuto. Al meglio si sta cercando di fare quello che è possibile per cercare di alleviare la disgrazia. Da questa tristissima storia ad un'altra, poco distante nel Bellunese, un bambino di nemmeno 2 anni è morto all'ospedale di Pieve di Cadore. Il piccolo avrebbe ingoiato un corpo estraneo mentre col papà era al parco giochi di Codissago, frazione di Longarone. Longarone è sotto shock per la morte di un bambino che avrebbe compiuto 2 anni il prossimo agosto. La tragedia si è consumata ieri dopo pranzo al parco della frazione di Codissago, dove il piccolo stava giocando con i coetanei sotto l'occhio vigile del papà, che d'un tratto si sarebbe accorto che il figlio respirava con difficoltà. Sospettando che il bambino avesse ingerito un corpo estraneo, l'ha caricato in auto per trasportarlo a tutta velocità al pronto soccorso dell'ospedale di Pieve di Cadore, dove è arrivato attorno alle 14 in codice rosso. Le condizioni del piccolo sono apparse subito critiche. I sanitari dell'emergenza hanno preso in carico il bambino e avviato le manovre rianimatorie che purtroppo sono risultate vane. Il bambino è spirato alle 16, lasciando in un dolore che non si può raccontare a parole i giovani genitori, poco più che trentenni, e una comunità intera che non si capacita della disgrazia. Di fronte alla morte di un bambino di 2 anni sicuramente non ci sono parole di estrema vicinanza verso i genitori. È chiaro che è una cosa che ha colpito tutti noi e ci rattrista profondamente. Le indagini sono svolte dai carabinieri. Sul caso la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo e disposto tutti i riscontri di rito. Per l'autopsia è attesa la nomina dell'anatomopatologo, che potrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore. L'ULSS di Belluno con il suo personale si è stretta al dolore della famiglia, a cui ha assicurato ogni forma di sostegno necessario. Ci spostiamo nel Padovano, a Limena, allo Space Cinema. Ci sono stati attimi di paura per gli spettatori presenti nelle sale. Il locale è stato evacuato per un principio di incendio. Colpo di scena con fumo e grande apprensione per i cinefili presenti nelle sale dello Space Cinema di via Breda a Limena. Erano le 20:45 di venerdì quando una delle sale è stata avvolta da un denso fumo nero causato da un principio di incendio. Tutti sono stati subito evacuati, nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco da Cittadella, che hanno effettuato una serie di verifiche tecniche. Secondo i primi risultati, il fumo che si è prodotto nella sala 1 potrebbe essere riconducibile al malfunzionamento di una macchina per la climatizzazione dell'aria posizionata sul tetto. Sono comunque in corso verifiche più approfondite. Le operazioni di messa in sicurezza e controllo dei vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte. Chiudiamo questa prima ampia pagina di cronaca spostandoci a Vicenza con i controlli interforze. Sono stati passati al setaccio i quartieri della città per individuare zone di degrado, bivacchi o edifici abbandonati. Degrado, bivacchi, ma anche edifici abbandonati all'attenzione dei controlli interforze disposti a Vicenza, da Campo Marzo a via Rattazzi, da via Faccio a viale 10 giugno. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno passato al setaccio i quartieri. Davanti ad uno stabile in disuso, oltre alla sporcizia, hanno trovato una siringa senza tappo, pertanto è stato fatto intervenire il servizio di nettezza urbana per le pulizie per rendere il sito sicuro. Controlli che sono proseguiti anche nei pressi dei portici di Vicenza, Corte dei Bissari, dove gli agenti hanno fatto allontanare i senza tetto che stazionavano, facendo lasciare il luogo pulito e nuovamente fruibile per il passaggio dei cittadini. Servizio ripetuto poco più tardi sotto i portici di viale 10 giugno che conducono alla Basilica di Monteberico. Complessivamente nel corso dell'operazione di polizia sono state identificate 55 persone, 21 delle quali con precedenti. Sono stati emessi dal questore un foglio di via con obbligo di rientro nel comune di residenza a carico di una persona aggravata da precedenti penali senza alcun titolo per restare nel territorio del comune di Vicenza. 2 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini italiani e stranieri che denotano una spiccata pericolosità sociale a causa di precedenti per reati di varia natura, tra cui reati contro la persona e per spaccio di sostanze stupefacenti. È tempo alle 12:10 in punto di fare una breve pausa pubblicitaria. Focus TG fino alle 13. State con noi.
Focus TG ancora ben trovati, buona giornata fino alle 13 insieme a dare uno sguardo alla cronaca, alle notizie, agli aggiornamenti dal nostro territorio. Un aggiornamento di cronaca che approfondiremo nell'edizione di questa sera del TG di Bassano alle 18:50. Riguarda un imprenditore bassanese che aveva denunciato di aver subito un'estorsione per diverse migliaia di euro. In realtà aveva usato il denaro per comprare cocaina. I carabinieri lo hanno scoperto e denunciato per simulazione di reato. Il fatto risale al 10 giugno scorso. In queste settimane appunto le forze dell'ordine, gli uomini dell'arma hanno effettuato i controlli, gli accertamenti, ma la spesa pare per la cocaina, per lo stupefacente, ammontasse a decine di migliaia di euro in un anno. Ne sapremo di più nell'edizione di questa sera del TG Bassano. Abbiamo aperto con l'incidente mortale sulla tangenziale di Mestre che ha messo in difficoltà per diverse ore il traffico appunto diretto verso il mare, ma arrivano proprio in queste giornate tra luglio e agosto da bollino rosso o nero a seconda della situazione anche alcuni consigli dell'ACI, l'Automobile Club d'Italia, per chi si mette alla guida. Primo fine settimana di esodo estivo, tantissimi padovani che si mettono alla guida per raggiungere le località di villeggiatura, mare o montagna, le mete preferite, a prescindere dalle località. Ecco i consigli per gli automobilisti. La prima cosa è verificare che l'auto sia in condizioni perfette per un lungo viaggio. Poi partire riposati, partire in orari dove c'è una temperatura più accettabile, perché anche trovarsi in strada in condizioni come in questi giorni, io mi muovo anch'io e devo dire che veramente se non si ha un'auto col climatizzatore è stancante, si può perdere la concentrazione, ecco. E poi la velocità, ma non è tanta velocità, è che si viaggia senza rispettare le distanze di sicurezza. Io osservo sempre che si corre uno a pochi metri dall'altro. Basta una piccola frenata di qualche auto davanti, poi c'è l'effetto, frusta e lì c'è l'incidente. Non si scappa, bisogna mantenere le distanze di sicurezza. Consiglio semplice, banale, ma quanto mai efficace. A 50 km all'ora in un secondo si fanno 14 metri, figuriamoci poi a velocità autostradali, per non dire poi della distrazione causata dal cellulare. Torniamo alla cronaca nel Vicentino, perché ci sono stati episodi di violenza sugli autobus, sulle corriere di SVT tra Lastebasse e Vicenza. Un ventenne di origine straniera è stato sottoposto al regime di sorveglianza speciale. Velodastico, lui è un ventenne di origine straniera, è conosciuto alle forze dell'ordine perché si è reso protagonista, sia da solo che in gruppo con altri giovani, di diverse azioni violente che hanno creato seri problemi di ordine pubblico, creando tensioni sia nella zona dove vive, sia tra gli operatori di SVT, in particolare tra quelli in servizio sulla corriera Lastebasse Vicenza, dove i carabinieri di Schio, Tiene e Vicenza sono intervenuti in seguito a molte aggressioni. Negli ultimi 2 anni il ragazzo è stato spesso denunciato per interruzione di pubblico servizio, arrestato in flagranza dai carabinieri di Arsiero per resistenza pubblico ufficiale durante un controllo e denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Schio. I carabinieri della compagnia di Schio e del nucleo investigativo del comando provinciale di Vicenza hanno raccolto informazioni per dimostrare l'indubbia pericolosità del giovane e il Tribunale di Venezia ha emanato un'ordinanza di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Nei prossimi 2 anni il ragazzo quindi dovrà rispettare diversi obblighi, tra cui rimanere nella propria casa ogni giorno dalle 10 di sera alle 7 del mattino, evitare di portare armi di qualsiasi genere e frequentare pregiudicati. Qualsiasi violazione verrà segnalata al tribunale che potrà decidere di far scattare il carcere.
Dal Vicentino al Veneziano, a Jesolo, abbiamo raccontato in questi giorni degli episodi di violenza che si sono verificati in città. Arriveranno da lunedì ulteriori rinforzi dopo gli episodi registrati, tra cui una sparatoria. Ieri pomeriggio il sindaco Christopher De Zotti ha partecipato ad un incontro insieme al prefetto Vittorio Zappalorto ed è stato comunicato l'arrivo in città appunto da lunedì 1 agosto di 15 militari dei carabinieri e 10 agenti della Guardia di Finanza. De Zotti ha ribadito al prefetto la massima fiducia negli organi inquirenti chiamati a ricostruire la vicenda della sparatoria che sta un po' compromettendo l'immagine della città anche a livello turistico e nella comunicazione internazionale. Allo stesso tempo il sindaco ha dichiarato l'intenzione di costituire il comune come parte civile nell'eventuale procedimento penale a carico dei soggetti coinvolti nell'episodio. Una vicenda tra cronaca e potremmo dire comunque che ha dell'incredibile questa notizia, perché una fotocopiatrice poi buttata al macero all'interno aveva tantissime banconote, pare fino a un valore di 1 milione di euro, e ora si dà la caccia all'identità di questo pensionato dell'Alto Vicentino che ha avuto questa grave dimenticanza. I risparmi di una vita finiti al macero, 1 milione di euro in frantumi. Questa spanne la somma che il pensionato dell'Alto Vicentino avrebbe nascosto all'interno di una macchina fotocopiatrice, conferendola poi all'Ecocentro di Chiampo perché venisse smaltita allo stabilimento di Romano De Zelino. Peccato non si fosse ricordato che all'interno del vano della carta aveva nascosto i risparmi di una vita. Nulla si è potuto fare per salvare il denaro. La fotocopiatrice è finita nel tritatutto ed è stato impossibile recuperare le banconote. Resta però avvolta nel giallo l'identità della vittima della dimenticanza, che si è rivolta in comune. Il fatto che ha coinvolto il cittadino di Chiampo è un fatto forse anche particolarmente bizzarro, nel quale il cittadino di fatto ha portato presso l'Ecocentro comunale una stampante. Poi appunto ha ricordato, secondo la sua ricostruzione, di aver lasciato nella stampante dei documenti importanti e quindi si è rivolto presso il nostro comune appunto per chiederci se riuscivamo a recuperare la stampante prima che la stampante venisse trattata e portata al macero. E i nostri uffici hanno cercato appunto di contattare l'Ecocentro, ma la stampante era già stata portata presso lo smaltitore, abbiamo sentito lo smaltitore ma era già andata in trattamento, quindi di fatto lì si è chiusa la vicenda per quanto attiene al nostro comune, salvo poi scoprire in questi giorni appunto il fatto che dentro quella stampante vi sarebbe stata un'ingente quantità di soldi. Un tesoretto potremmo dire, e ci dispiace ovviamente per questo anziano e per i suoi soldi finiti al macero o in coriandoli. C'è un altro tema di stagione, diciamo, è ancora legato alle vacanze, a chi dall'Italia vuole andare all'estero, ed è la lentezza nel rilascio dei passaporti. Se ne sono verificati diversi casi in varie zone del Veneto. La Questura di Vicenza ha deciso di attuare 2 Open Day proprio per accelerare le pratiche. Altri 2 Open Day per ritirare il passaporto e snellire le attese. Aperture straordinarie dell'ufficio passaporti, domani, sabato 30 luglio, dalle 9 alle 12, con l'obiettivo di dar modo a tutti coloro che hanno formulato la richiesta via PEC per comprovati motivi di urgenza lavorativa, che dovranno recarsi all'estero subito dopo il periodo estivo e che non sono riusciti ad avere un appuntamento in tempi utili, di poter ottenere il titolo di viaggio in breve tempo. Allo stesso modo, sempre nell'ottica di favorire chi ha comprovate necessità di carattere lavorativo, medico, familiare, di studio, è stata disposta un'ulteriore apertura straordinaria per la giornata di sabato 13 agosto. Aperture che rientrano in quella rivoluzione passaporti partita a marzo dalla Questura di Vicenza, atta a velocizzare le procedure per il rilascio attraverso un sistema tecnologico e nominale di prenotazione per evitare che alcune persone potessero occupare un gran numero di posti prenotabili per poi distribuirli ad altri in maniera più o meno sommersa, provocando lungaggini a chi realmente ne aveva bisogno. La finalità è quella di far sì che il cittadino che ha bisogno del passaporto
passaporto in via ordinaria, possa ottenerlo nel modo più semplice, diretto e veloce possibile. Gli utenti accedono tramite SPID e possono prenotare un massimo di 2 appuntamenti, prenotazioni i cui nominativi non possono essere sostituiti con altri nomi. Sistema che ha permesso di triplicare negli ultimi mesi il numero di passaporti rilasciati mensilmente rispetto agli stessi periodi dello scorso anno. Arriviamo a Bassano, dove tornano sotto i riflettori le case di riposo cittadine. Ancora una volta sul piatto c'è la difficile situazione dei lavoratori. Ennesima bomba che esplode sulla casa di riposo Isaac di Bassano, dove la situazione dei lavoratori e di riflesso degli anziani ospiti è sempre più difficile e critica. Sul piede di guerra la CISL, che ha proclamato per lunedì prossimo, il 1 agosto, dalle 12 alle 13:30 un sit-in di protesta davanti alla residenza Sturm. L'ennesima beffa questa volta è stata la decurtazione economica degli stipendi ai lavoratori oltre 650 euro, che lasciano lo stipendio del mese di agosto a non più di 400 euro al mese, in alcuni casi anche meno, per una questione che è aperta in contenzioso sulle festività infrasettimanali che l'ente ha pagato, e stiamo parlando di arretrati di 7 anni fa. Quindi una decisione unilaterale di questa direzione di procedere a recuperare coattamente dalle bustapaga, senza la documentazione dovuta ai lavoratori, delle cifre che li hanno portati a non superare sicuramente il mese di agosto. Questa amministrazione ha pensato solo di recuperare e mettere in difficoltà i propri lavoratori. Proprio al CDA, al Consiglio di amministrazione, si rivolge la CISL. Noi ci chiediamo come è possibile non intervenire quando si affamano le famiglie. Il Consiglio di amministrazione perché ha lasciato che questo potesse avvenire? Perché in questa ultima conduzione di questa direzione gli appalti e i subappalti a prezzi veramente bassi hanno portato a esternalizzare tanti servizi e tanti reparti? Bisogna porsi tutte queste domande. Queste sono solo alcune delle domande che la CISL pone al CDA dell'ISAC, domande che però, visto che si parla di strutture comunali, dovrebbero essere poste anche a chi governa la città, alla sindaca Elena Pavan. Sulla vicenda dunque lunedì c'è questo sit-in a mezzogiorno, ma ne parleremo con ulteriori approfondimenti anche nell'edizione di questa sera del TG Bassano alle 18:50. Intanto è tempo di fare un'altra breve pausa musicale, a tra poco. Eccoci di nuovo insieme, la pausa evidentemente non era musicale ma pubblicitaria. Torniamo a raccontare dunque il nostro territorio, parliamo di caro energia con una bolletta da record per un ristoratore padovano che si sfoga ai nostri microfoni e dice così non si può più andare avanti. Sempre di più pesante. Io lavoro in un convento con chiesetta. E però non so più a che santo rivolgermi, anche se ho la mia sinistra Santa Giustina, dall'altra parte ho Sant'Antonio. Non so più a quale santo rivolgermi. Le bollette così sono difficili da pagare. 6.473 euro. Questa la bolletta dell'elettricità che ha ricevuto il signor Filimbeni. Il suo locale, lo Zairo di Prato della Valle a Padova, è solito ricevere bollette a 4 cifre, ma gli scorsi anni il prezzo era di circa 3.000 euro, più della metà di quella ricevuta. Penso che in luglio arriverà ancora di più. Tra l'altro noi altri una volta chiudevamo a luglio anche alle 2 di notte per l'aria condizionata che andava alla grande. Adesso alle 11:30 non c'è più nessuno, chiudiamo, andiamo a casa. Perciò di conseguenza abbiamo oltre 1 ora e mezza di consumo in meno, pagando molto di più di una volta. Come se non bastasse, anche i fornitori continuano ad aumentare i prezzi. Ogni giorno abbiamo novità di prezzi che aumentano continuamente. Proprio stamattina ho saputo che una nota casa di produttrice di bibite dal 1 agosto farà il 3° aumento. E come questa azienda tutti fanno aumenti
a bizzeffe. Non so se il governo controlla questi aumenti, se sono giusti o non giusti, so solamente che non so più come fare e andare avanti. Nel locale del signor Filimbeni qualche mese fa era stata organizzata una cena a lume di candela per sensibilizzare sul tema del caro bollette. Evidentemente chi doveva ascoltare non ha ascoltato. La politica proprio non ci pensa proprio, non ha dimenticato, proprio non sente, non ci sente, non fa nulla. Perlomeno dovrebbero controllare, ripeto, questi aumenti dovuti a che cosa sono. Di tutto, aumenti di tutto quanto. Crisi energetica, crisi delle bollette, crisi della siccità. Siamo in Veneto orientale. Dopo l'intervento di emergenza che ha permesso di erogare acqua potabile a Caorle, Eraclea e Torre di Mosto, sono previsti ulteriori razionamenti per l'agricoltura. La situazione si presenta giorno per giorno sempre più drammatica. Non piove, non arrivano acque da monte, non arrivano acque dal cielo e le acque che abbiamo noi si stanno esaurendo e salando completamente. La situazione della siccità è drammatica anche nel veneziano, in questo caso nel Veneto orientale. Se la risalita del cuneo salino, vale a dire dell'acqua salata del mare lungo i letti dei fiumi sul Po sfiora oramai 40 chilometri, per la prima volta si è verificata anche su Livenza, mettendo a rischio persino l'erogazione dell'acqua dai rubinetti di Caorle, Eraclea e Torre di Mosto. Abbiamo velocemente sostituito la fonte di approvvigionamento dell'acquedotto, che era il Livenza, che come sappiamo si è salato per la risalita del cuneo salino, con un'altra fonte di approvvigionamento che è il Brian. Ora la stiamo stabilizzando, credo che già in giornata avremo anche un'altra linea di riserva in caso dovessero saltare queste costruite in maniera velocissima. Risolto questo problema, la crisi è tutt'altro che scongiurata. A pagare i razionamenti sarà l'agricoltura. Già avevamo limitato al 50% la disponibilità e la distribuzione di acque irrigue e adesso ci vedremo costretti man mano che passano i giorni ad andare a limiti sempre più bassi. Dal Consorzio di Bonifica Veneto Orientale si punta il dito sulla sospensione unilaterale delle restituzioni in Livenza di acque provenienti dal sistema idroelettrico afferente al lago di Santa Croce, 13,3 metri cubi al secondo, che dal sistema del Fadalto dovrebbero essere restituiti in Livenza a Valle di Sacile. La collaborazione risolve i problemi, la non collaborazione li crea. E si potrebbero risolvere che qualcuno prende delle posizioni molto egoiste e non vuole sentire ragioni di una collaborazione peraltro dovuta per legge. Sul tema siccità vi invitiamo a seguire l'edizione di questa sera del TG Bassano, perché racconteremo quello che succede in montagna, cioè come ci arriva l'acqua in montagna. Viene fisicamente portata dai volontari della protezione civile, ma è interessante anche capire quante e quali sono le difficoltà per arrivare in certi posti davvero scoscesi. Restiamo sul tema economico, perché Cafarsetti, quindi il comune di Venezia, ha stanziato 1,5 milioni di euro per rilanciare l'artigianato veneziano dopo la crisi della pandemia. Lo ha annunciato l'assessore al commercio Sebastiano Costalonga. Daremo agli artigiani 1.500.000 euro di soldi veri per riprendersi dal periodo della pandemia. 1,5 milioni di euro per rilanciare l'artigianato veneziano. La delibera del comune, annunciata dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga, si inquadra in un piano per salvaguardare un settore di prestigio della città schiacciato da una serie di contingenze sfavorevoli che ne stanno minando la stabilità. Non è il solo provvedimento di salvaguardia delle attività commerciali arrivato da Cafarsetti. Diamo la possibilità a tutte le attività rivolte al residente, al cittadino, la possibilità di avere un plateatico per fare l'esposizione della propria merce, come il ferramenta, il fruttivendolo. Se poi dovesse cambiare il genere di attività commerciale, il comune si riserva la possibilità di ritirare il permesso per il plateatico. E proprio sul fronte dei plateatici di bar e ristoranti è arrivata la riforma dei cosiddetti pianini. È stato fatto un lavoro insieme con sia le associazioni di categoria, sovrintendenza, ma anche con le associazioni cittadine, per riuscire a trovare l'equilibrio giusto tra necessità delle attività e necessità del cittadino.
Ecco, ricordiamo poi che a Venezia, da gennaio, per entrare a Venezia bisognerà prenotare, ma avremo modo di parlarne ancora nei prossimi mesi. Imprenditori a confronto ogni giorno, dunque come stiamo vedendo e raccontando ormai da mesi, a confronto col caro energia e gli aumenti del costo delle materie prime. Ci sono grandi preoccupazioni anche per l'autunno. Sentiamo le voci del presidente di CNA Padova, Luca Montagnini, e di ANCE Padova, Alessandro Gerotto. La situazione purtroppo con l'aumento sia del costo dell'energia e delle bollette è drammatica. Abbiamo delle imprese che stanno lavorando anche in perdita pur di poter mantenere aperto l'azienda e far lavorare i propri collaboratori, perché noi come piccole imprese, i nostri collaboratori fanno parte anche della nostra famiglia e per cui siamo preoccupati anche per loro e per le famiglie che a loro volta devono sostenere. Stanno facendo veramente grandi sacrifici proprio per poter continuare a lavorare, sperando che purtroppo il governo non ci aiuta, ma sperando che si possa vedere proprio la luce in fondo al tunnel. È drammatico perché ci è venuto a mancare adesso l'interlocutore ovviamente di un certo tipo e ci sta cadendo addosso già una situazione difficile e quindi siamo sott'acqua, siamo senza ossigeno, non possiamo risalire, abbiamo tutti i crediti incagliati che non riusciamo ad incassare e abbiamo un grande problema con i prezzi troppo bassi. Adesso l'interlocutore probabilmente sarà impegnato in altre vicende. Da settembre prevediamo un disastro sociale. Il 110% ha aumentato i costi proprio delle materie prime per cui si fanno i lavori. L'impresa oggi è quella che ne sta soffrendo molto di più. 1, l'aumento del prezzo del materiale. 2, la non possibilità di cedere i crediti che le aziende hanno nelle loro cassette fiscali e si trovano veramente in difficoltà. Ricordo che qui nel Veneto 80 milioni di euro sono fermi nelle cassette fiscali delle aziende e di 60.000 aziende del comparto casa, 30.000 sono a rischio fallimento se non ci saranno subito dei ammortizzatori o comunque dei decreti importanti che potranno dare proprio l'aiuto per cedere i crediti delle nostre aziende alle banche o altre intermediazioni finanziarie. Però non tutto va male o tutto potrebbe andare male, perché con la proclamazione di Padova Urbs Picta, città dipinta e quindi patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO, è cresciuto in questi mesi il flusso dei turisti e anche le proiezioni per il futuro sono interessanti. Cresce il turismo nella città di Padova. In questi mesi l'aumento è motivato anche dalla forte attrattiva che si è generata con Urbs Picta, il ciclo affrescato trecentesco oggetto di una campagna di promozione nazionale divenuto nel 2021 patrimonio UNESCO. Se Padova è la capitale mondiale UNESCO, vuol dire che nessun'altra città al mondo può vantare un ciclo pittorico del Trecento come quello padovano. Direi che questo ha creato un appeal a livello nazionale e internazionale e i dati lo confermano. Noi abbiamo gli stessi arrivi e le stesse presenze del pre-Covid. Stiamo superando le presenze che erano 1.675.000 nel 2019. È sufficiente poi andare agli Eremitani, alla Cappella degli Sloveni, il Palazzo della Ragione hanno raggiunto livelli pre-Covid. Addirittura io credo che il Palazzo della Ragione raggiungerà i 150.000 visitatori, la Cappella arriverà a 330-325.000. Come dire, sono indicatori importanti che ci fanno capire, ed è sufficiente girare nelle piazze di Padova, che Padova è sempre più perceputa come una grande città d'arte europea, una auspicabile e desiderata meta di destinazione turistica. Gli albergatori sostengono che sta cambiando il pubblico degli alberghi, che ora si rivolge più a quello turistico. La domanda e l'offerta stanno decisamente cambiando. E l'amministrazione non vuole trovarsi impreparata. Quello che l'amministrazione può fare è creare le condizioni di promo commercializzazione. Abbiamo realizzato un portale di sostegno che si chiama turismopadova.it e all'interno del portale è possibile acquistare online la card Padova Urbs Picta Card, il biglietto unico, sia per i padovani, sia per gli italiani tutti, sia per gli stranieri, con una cifra modesta, modica, siamo vicini ai 30 euro, si può comprare il biglietto che permette di visitare tutti gli 8 siti. Direi che insomma ci sono tutte le condizioni, come dicevo prima, perché quest'anno venga superato il 2019 e entro un paio d'anni Padova supererà i 2 milioni di presenze.
Dunque il tema della cultura lo riprenderemo tra poco, ma restiamo sul tema economico perché arriva lo stop al pesce fresco a tavola, perché viene avviato il fermo pesca che porta al blocco delle attività della flotta italiana lungo le coste del mare Adriatico. Ne dà notizia Coldiretti Impresa Pesca in occasione del provvedimento che proprio da oggi 30 luglio blocca le attività dei pescherecci dal Friuli Venezia Giulia al Veneto, all'Emilia Romagna fino a parte delle Marche e della Puglia, in una situazione in cui i prezzi di vendita al dettaglio per il pesce fresco e refrigerato sono aumentati di oltre il 10% in questo mese di luglio per effetto del clima e dell'aumento insostenibile dei costi. Coldiretti spiega che lo stop inizialmente sarà valido da Trieste ad Ancona e da Bari a Manfredonia e poi si tornerà in mare l'11 di settembre. Lungo l'Adriatico nel tratto centrale, quello marchigiano-abruzzese, le attività si fermeranno invece fino al 16 agosto, si fermeranno il 16 agosto per riprendere poi il 21 di settembre. Dunque un'ulteriore difficoltà che viviamo anche con il blocco del pesce fresco, oltre all'aumento dei prezzi. Ultima pausa pubblicitaria, tra poco anche un collegamento in esterno per parlare ancora di ristoratori, ancora di cultura e sanità. State con noi. Ancora insieme per l'ultima parte di questo Focus TG di sabato 30 luglio. Abbiamo parlato prima di quella bolletta record da oltre 6.000 euro ricevuta da un ristoratore in Prato della Valle a Padova. Andiamo ora sui colli, esattamente a Legnaro, dove si trova la nostra Chiara Gaiani insieme ad Andrea Benetti, che ha con sé un ospite, anche lui mi pare di capire ristoratore, Fabio Legnaro. Buongiorno a voi, a te Chiara. Ecco sì, siamo a Torreglia, praticamente siamo nel cuore, nel centro dei Colli Euganei. Con noi c'è Fabio Legnaro all'interno della sua trattoria, la trattoria Ballotta, lo ringraziamo. Ecco, allora partiamo dai dolori, visto che tu li hai citati. Mirko, saluto te e i telespettatori, perché non scherzano neppure le bollette che sono arrivate a Fabio Legnaro da pagare sostanzialmente a breve, è vero? Purtroppo sono dolori le bollette. Sono proprio dolori e ci vogliono i dollari e sono arrivate veramente pesanti, più del doppio. Se volete possiamo anche verificarlo, non è un'invenzione. Ecco, guardi, grazie ad Andrea Benetti ve le facciamo proprio vedere. Tra l'altro il signor Legnano ci fa vedere le bollette del 2021 confrontate con quelle del 2022. Questa è l'energia elettrica. Quindi dal 3,8 il mese di giugno, tutto il mese di giugno avevamo consumato pari consumo, addirittura un po' meno l'anno scorso, e guardate, da 3,4 siamo andati a 6,2. Questo è per l'energia elettrica. Idem, stesso periodo giugno, pensate al metano, al gas, siamo passati da 739 a 1.790 euro, quindi questo è solo un esempio che può farci capire il peso che ha, perché un 10-20% come lo stiamo riscontrando nei cibi. Ad esempio ci sono problemi non tanto nel comprare carne e pesce. Chi lavora carne e pesce ci fornisce dice che c'è problemi di trasporto, anche loro hanno problemi per mantenere le carni e il pesce, quindi energia anche loro, quindi lì siamo su un 18, 20, 25%, idem per verdure eccetera, quindi è un 20-25% riusciamo a tamponare, a non modificare prezzi eccetera. Qui capite che raddoppiando cifre così importanti in un locale che ha un fatturato limitato pesa veramente. Nonostante questo noi ci siamo messi anche un po' d'accordo. Qui a Torreglia esiste anche la stazione Tavole Tauriliane formata da quasi tutti i ristoranti della zona. Ci siamo messi d'accordo per poter far fronte e non aumentare i prezzi al cliente, che per fortuna ci sta dando tanta soddisfazione grazie al caldo, e noi abbiamo tutti le terrazze, grazie alla maniera che abbiamo noi di riceverli con giardini eccetera, quindi siamo fortunati perché abbiamo una bellissima risposta da parte dei clienti. Ecco, infatti diciamo che è un'estate di quelle da incorniciare, anche perché probabilmente dopo un 2020 quasi chiusi in casa, dopo un 2021 con molte restrizioni, questo 2022 c'è davvero voglia di libertà e i colli sono tradizionalmente
siete vocati a questo e all'accoglienza. Certo, infatti anche chi di solito si muove durante le vacanze estive, dice prendo l'aereo, la nave, vado via, si limita a rimanere in zona, e anche questo fa comodo a noi perché ci porta ad avere dei clienti in più, clienti magari in giornata, gente che si muove girando un po' meno, e quindi anche quello ci rende molto le nostre terrazze. Infatti sono arrivati anche parecchi ferraresi, ci diceva, quindi non solo veneti. Guardi, i Colli Ugani sono, io lo dico sempre, i Colli Ugani sono le colline di Padova, ma non solo, di Venezia, di Rovigo e di Ferrara, e qui abbiamo una grossissima risposta. I clienti ferraresi e rodigini spesso fanno le loro cerimonie, le loro cose e passano sui Colli Ugani. Ecco, quindi diciamo queste sono le buone notizie. L'altro tasto dolente che vi stiamo raccontando, ma di cui ci dà anche contezza e testimonianza Fabio Legnaro, è la mancanza di personale. Pensate, ci sono dei locali sui colli e abbiamo capito insomma che quest'estate è davvero un'estate importante, che decidono di aumentare i giorni di chiusura proprio per questo, oppure delle prenotazioni non vengono raccolte. Sì, qualcuno ha su una settimana, 7 giorni, 6 aperto e 1 chiuso, è passato a 5 aperti e 2 chiusi. Non solo, abbiamo scelto periodi di ferie e come in spiaggia chiudere adesso è da pazzi, però qualcuno ha scelto il periodo di ferie, questo, che c'è abbastanza movimento, per far fronte al problema che abbiamo, perché il personale che per fortuna siamo riusciti a tenere per loro scelta, e noi siamo riusciti a tenerli, anche loro hanno bisogno di far ferie, quindi se in una cucina abbiamo 3 cuochi bisogna sempre averne uno in più per turnare i ragazzi nelle ferie, nelle vacanze eccetera. Grazie a questo, che invece manca, noi abbiamo dovuto scegliere di fare qualche giorno di chiusura in più sia durante la settimana che il periodo estivo di ferie. Non solo noi, ma qui attorno quasi tutti l'hanno fatto. Ecco, la cosa insomma che viene un po' come conclusione di questo piccolo dialogo, poi sentiremo se il collega Mirko Cavallin ha delle domande da studio. Che cosa vi aspettate? Che tipi di interventi vi aspettate? Questa cosa insomma che sta toccando lei, sta toccando vari ristoratori, ma c'è molta preoccupazione anche da parte di vari settori di produzione. Che tipo di intervento vi aspettate? Tra l'altro insomma ci raccontava prima con una certa amarezza Fabio Legnaro che l'unica cosa che non è riuscito a aumentare è la retribuzione dei vostri collaboratori, che comunque restano beni molto preziosi per voi. Certo, senza di loro non si andrebbe avanti. Pensate che di tutti sti aumenti che ci sono stati, nelle energie pazzesco l'aumento, nelle materie prime e qualcos'altro, gli unici che non hanno avuto nessun beneficio su ste cose, anzi, sono i dipendenti. Le buste paghe dal 2019 non sono state ritoccate niente, quindi pensate voi che fatica anche per queste persone che collaborano con noi e lavorano portare avanti la loro famiglia. Ecco, non so Mirko se hai delle domande da studio. Sì, Chiara, tra la curiosità e la cronaca, la situazione cinghiali, perché ho letto in questi giorni un numero che mi ha impressionato di circa 2.300.000 esemplari in tutta Italia. Com'è la situazione da quelle parti? Ecco, ci chiedeva se siete preoccupati per l'arrivo eventuale di cinghiali, insomma com'è la situazione cinghiali. Nota a margine, prima parlavamo insomma del menù con il signor Legnaro per curiosità e anche con incalzare delle domande del collega anche Andrea Benetti, che è molto curioso in questo, e ci diceva che i cinghiali sono anche a menù in realtà. Sì, adesso personalmente no, ma nei colli, soprattutto un po' più su, si usa anche questo tipo di carne che è una prebillatezza, che sia in Toscana, in Calabria, dappertutto lo usano. Noi abbiamo i nostri nostrani zonali, mi pare che il Parco Colli e l'ULSS hanno designato una macelleria di Rovigo per il macello e per la commercializzazione della carne, quindi siamo garantiti su quello. Si usa anche la carne di cinghiale. Ma avete timori che magari qualche cinghiale arrivi? Torreglia è preoccupata per questo. Di sicuro le devastazioni le abbiamo raccontate anche non solo nella zona collinare, scendono anche in pianura, soprattutto in questo momento alla ricerca d'acqua. Certo, bravissimi i coltivatori, i contadini della zona, perché ho visto che tutti si stanno munendo di reti metalliche dove non possono passare, ma magari passa qualche bestiolina più piccola, oppure quella elettrificata, quindi anche loro stanno investendo molto per far sì che tutelare un po' questo animale che davvero ha avuto una selvaggia progressione nei numeri, e anche tutelare i piselli di Baone, l'uva di Colli Ugani, il moscato
attaccato fior d'arancio e via via. Ecco, quindi sì, insomma c'è molto da fare. Nel frattempo vi dico che il locale qui in questa sala, insomma, che è nuova, non si sta vendendo ma si sta man mano riempiendo. Mirko, non so se appunto vuoi aggiungere altre domande, No, se no che davvero c'è io solo che ringrazierei ci ha fatto Fabio venire Legnaro tanto per essere appetito. stati con noi. Ci ha fatto venire tanto appetito. Ha detto che ci ha fatto venire appetito. Sì. Ecco, allora non gli chiedo che cosa ha in menù oggi, perché altrimenti lo facciamo, insomma, lo diffondiamo questo appetito. E ringraziamo per la collaborazione tecnica il collega Andrea Benetti. Mirko, ti restituirei la linea da Torreglia. Grazie a Chiara Gaiani, al signor Fabio Legnaro, al nostro Andrea Benetti per le immagini. Abbiamo strappato anche un sorriso su questa notizia, su questo collegamento, ma dobbiamo tornare alla cronaca perché si è svolto nel Duomo di Noventa Vicentina il funerale, l'ultimo saluto di Don Giorgio Balbo, che è stato ricordato dalle testimonianze dei fedeli e dal vescovo. Essenziale, schietto, un prete vero che non taceva fatiche e consolazioni. Presenti gli esponenti delle amministrazioni dell'area iberica, ma anche di Creazzo e Rosà, dove era stato parroco qualche tempo fa. Duomo di Noventa Vicentina gremito per l'ultimo saluto a Monsignor Giorgio Balbo, che si è spento lunedì a 67 anni. Commozione tangibile da parte della comunità, che è stata raccolta ed interpretata nelle parole del vescovo di Vicenza, Monsignor Beniamino Pizziol, nel tracciarne il ricordo. Don Giorgio, straordinario predicatore, franco, essenziale, privo di retorica, distante dai luoghi comuni. La sua fede era nutrita dalla parola dei Vangeli che praticava con naturalità. Un prete vero che non taceva le fatiche, le stanchezze, le prove e le consolazioni. Una perdita improvvisa per la comunità che piange la sua guida spirituale. Ordinato sacerdote nell'83, fu vicario cooperatore prima a San Marco a Vicenza, poi a Schio, a Marano Vicentino. Era parroco dal 2015 dell'unità pastorale Noventa Saline a Gugliaro, dove oggi è stato proclamato lutto cittadino. Un don che si è sempre speso per essere vicino alle famiglie e soprattutto alle persone più fragili. Ricordo una particolare attenzione verso i bimbi, che vedeva sempre come, diciamo così, un segno anche di speranza e con ottimismo li salutava, li vedeva sempre come, diciamo così, la nostra parte migliore della società. Lo ricordo molto presente alle nostre riunioni, soprattutto alle cerimonie civiche, dove lui portava il cappello d'alpino. Una persona schietta, diretta e come dire, un grande parroco dal mio punto di vista. Ma dietro i modi schietti, l'umanità e la sensibilità di Don Giorgio, sottolineate nelle testimonianze che hanno preceduto la liturgia di commiato. Presenti anche le autorità delle comunità di Creazzo, dove Don Giorgio sarà sepolto, e di Rosà, dove è rimasto 13 anni per seguire l'unità pastorale Rosà Cusinati. Un legame forte per l'esempio che ha saputo dare, era un don di poche parole, ma quelle poche parole erano preziose. Nel 2015 abbiamo riconosciuto a Monsignor Giorgio Balbo la cittadinanza onoraria, proprio perché con il suo impegno giorno per giorno ha saputo costruire delle relazioni molto forti con i rosatesi, giovani e anziani. Ultimo saluto a Don Giorgio Balbo, ultimo saluto oggi pomeriggio nel Duomo di Asiago, dedicato a San Matteo. Alle ore 15 la cerimonia funebre per Alberto Casagrande, il 47enne che è morto a bordo del suo Aliante, un mancato decollo dalla pista dell'aeroporto di Asiago. L'Aliante si è avvitato su se stesso, appunto il 47enne Casagrande è morto, come abbiamo raccontato qualche giorno fa. Oggi alle 15 ricordiamo l'ultimo saluto ad Asiago. Torniamo ad un altro incidente e quindi chiudiamo questo cerchio che abbiamo aperto con un incidente stradale in tangenziale a Mestre. Torniamo sulla terribile tragedia di qualche settimana fa della 28, dove morirono due cugine, Sara e Jessica. Come ricorderete, a un mese dalla sentenza di condanna nei confronti dell'imprenditore bulgaro che le ha travolte, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato per una seconda volta a papà Alain. Ieri pomeriggio verso le 16:30 mi ha richiamato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E niente, una chiamata che sinceramente mi aspettavo,
però non così presto. Un po' se lo aspettava e un po' ci sperava Alain Fragasso. In quel gesto di umanità che lo ha avvolto per la seconda volta in pochi mesi è arrivato dalla massima carica dello Stato. A Mattarella papà Alain aveva rivolto un primo appello per avere giustizia all'indomani della tragedia della 28, dove morirono la figlia Jessica e la nipote Sara Rizzotto, travolte nella loro auto dal SUV guidato dal 61enne Dimitre Traikov. Per quei fatti l'imprenditore bulgaro è stato poi condannato poco più di un mese fa a 7 anni di reclusione dal GUP di Pordenone per omicidio stradale e omissione di soccorso. La prima volta che ci siamo sentiti mi aveva chiesto personalmente di informarlo alla sentenza e io gli ho mandato un'email, ho chiamato il Quirinale, ho parlato con la sua segretaria che mi ha detto che mi avrebbe fatto chiamare dal Presidente e in effetti così è stato. Mattarella, che racconta Alain, si è impegnato a promuovere nelle sedi istituzionali azioni mirate per la sicurezza stradale. Ha letto la sentenza che anche purtroppo è bassa, però le leggi sono queste, infatti mi ha detto che cercheranno di lavorare, di migliorare le leggi perché sennò... È questo che cercano di fare. Un impegno preciso, quello del Capo dello Stato, in una telefonata arrivata nel momento giusto e dai toni tutt'altro che formali. La prima cosa che mi ha chiesto come stavamo io e mia moglie e i miei parenti. Soprattutto adesso in questo periodo che siamo un po' stanchi mentalmente, un po' giù di morale, è arrivata giusto per tirarmi su un po' almeno e anche la prima volta nello stesso periodo mi è arrivata la telefonata, quindi è un segno del destino, qualcosa di positivo. In chiusura parliamo di sanità perché si moltiplicano le segnalazioni di sospetti casi di West Nile virus. In particolare nella Marca Trevigiana ci sarebbero 3 casi in corso di accertamento. Il primo riguarda una 92enne di Salgareda, altri 2, una 92enne e una 76enne di San Biagio di Callalta. Sono tutte donne che presentavano altre malattie. Precauzionalmente sono state ricoverate al Caffoncello di Treviso. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ULS 2, ma lo dicono anche le altre ULS, rinnovano la raccomandazione a non lasciare contenitori di qualsiasi natura dove possa ristagnare l'acqua e possano proliferare appunto le zanzare, dato che il questo virus viene portato proprio dalla zanzara comune. Uno sguardo per chiudere al report di oggi di Azienda Zero. Scendono a 91.642 gli attualmente positivi, quindi questo è un buon dato. I nuovi positivi di oggi sono poco meno di 6.000. Andiamo a vedere la casella importante che riguarda i ricoveri. C'è un segno meno 32 in area medica, meno 2 invece in terapia intensiva. Le vittime invece sono state 5 nella giornata di ieri, dopo che nel mese di luglio sono registrati più volte numeri anche sopra la decina. Con questo dunque noi chiudiamo questa edizione di Focus TG, vi ringraziamo per averci seguito, buon proseguimento con Rete Veneta.